Ecco, siamo tornati in studio, con noi sempre il professor Cevolin e eravamo rimasti in sospeso con una domanda che io volevo fare appunto al nostro ospite. Stavamo parlando della Francia, di questa potenziale causa che vogliono fare allo Stato francese, le diverse associazioni proprio per l'inquinamento, perché non fa abbastanza per proteggere l'ambiente. È possibile una causa del genere? Allora, la raccolta firme, questo aspetto qui è un aspetto che va verso una sollecitazione alle istituzioni di occuparsi di questo tema. Sono possibili anche astrattamente delle cause, ma allora c'è bisogno di una sottoscrizione, almeno nel nostro ordinamento c'è bisogno di una sottoscrizione autografa, e quindi non c'è la possibilità di fare queste forme, diciamo, online con un incarico, un avvocato. Ecco, poi ci sono le associazioni esponenziali, cioè le associazioni che sono riconosciute in una legge e che rappresentano gli interessi collettivi in forma riconosciuta dall'ordinamento, però c'è un riconoscimento per legge a queste associazioni che hanno la possibilità anche di intervenire anche in cause già in corso per far valere i valori del diritto dell'ambiente e di altri ambiti di tutela collettiva. Quindi ci sono diverse modalità sotto questo profilo. Certo, il problema principale però è questo occuparsi in maniera stabile di questo tema, e sul versante europeo adesso per esempio ci sono le elezioni europee. Abbiamo visto che anche in Germania per esempio c'è stato un notevole successo dei Verdi, ma perché sono molto legati al territorio, perché sono molto meno, diciamo folcloristici o come solo così apparentemente monotematici, perché l'ambiente è in realtà invece un tema che riguarda tutti gli aspetti della politica per certi versi. Però ecco, un momento sarà anche quello di vedere quanto la forza dei Verdi riuscirà a avere voce in Europa con le elezioni europee per esempio. Ecco, di qui quindi a fare causa allo Stato perché non si occupa delle cose, ma come? Abbiamo tante elezioni nelle quali possiamo manifestare questo interesse all'ambiente. Forse il problema è proprio qui, che non ci sono delle forze politiche in grado di farsi carico di questo siamo problema. Noi. Su questo partiti. Ma su questo i partiti, anche i partiti, siamo noi che li votiamo, non possiamo lamentarci dei partiti. Certo. È ora di finirla su questo. Ogni tanto prendo delle posizioni molto dure su questo, perché basta scuse su questo, basta scuse. Alle elezioni se abbiamo a cuore questo tema, dobbiamo veramente selezionare i partiti che si dedicano a questo tema stabilmente e dare il voto a loro, se no costituirli, cercare di fare un movimento che possa portare avanti questo argomento in maniera stabile. Quindi non rimaniamo lì ad attendere, ecco, se non ci occupiamo, ormai si capisce benissimo in tutte le questioni, se non ce ne occupiamo personalmente, con l'attenzione, con la stampa, approfondendo noi, diffondendo ai nostri amici, anche facendo online come Greta, come questa raccolta firme e così via. Se non ci mobilitiamo non cambia niente. Essere responsabili del nostro pianeta, del nostro futuro, in prima persona, tutti i cittadini, non aspettarsi che siano gli altri partiti a farlo. Ha perfettamente ragione. E lei nella sua attività comunque lo sta facendo? Ecco, come docente universitario sono per esempio in quest'ambito, in questa rivista ambientediritto.it, che è una rivista che si può vedere online, gratuita e anche riconosciuta dall'ordinamento giuridico per le nostre pubblicazioni, e questa rivista è una rivista molto interessante perché si occupa di ambiente a 360 gradi dal punto di vista giuridico. Per ambiente non si intende solo il profilo ambientale, sul quale tra l'altro faremo proprio lunedì 18 marzo
una giornata con una trentina, quarantina di giuristi a Roma, alla Camera dei Deputati, con una trentina, quarantina di giuristi che presenteranno, tra i quali ci sono anch'io, la loro relazione, e che poi diventerà un numero monografico della rivista e poi diventerà un libro. Su che cosa andrete a parlare? Sull'emergenza ambientale sotto tutti i profili. Prima di tutto una riflessione generale sul fatto che l'emergenza ambientale non è per certi versi solo colpa dell'ambiente, ma anche la situazione delle nostre costruzioni, del modo con cui abbiamo invaso, cementificato l'ambiente, il modo nel quale abbiamo costruito le abitazioni, le strade e così via, i ponti e tutto, su questo tema qua. Dopodiché, che lo sapranno però forse nella Camera dei Deputati, insomma, che questi sono i problemi, bisogna anche suggerire sì, forse come agire un po'. Sì, e poi infatti c'è una riflessione poi sulla tematica quindi di come reagire all'emergenza dal punto di vista giuridico, e qui c'è un mio interesse nel fatto che in queste fasi si può anche come dire, soprassedere a delle disposizioni dell'ordinamento, purché si sia sempre in direzione con i principi giuridici dell'ordinamento, certo. Cioè addirittura alcune disposizioni possono essere, come dire, messe da parte per la situazione emergenziale. E poi c'è tutto il tema della ricostruzione, nella quale noi in Friuli siamo sempre considerati un po' un punto di riferimento anche per gli effetti che si possono vedere, cioè nella capacità che abbiamo avuto spesso di rimettere a posto le cose molto velocemente rispetto ad altre popolazioni di altre zone d'Italia che magari si aspettano un po' di più aiuto dai pubblici poteri. Noi non ci aspettiamo nessun aiuto dai pubblici poteri, ritorniamo al discorso di prima in maniera eversiva, nel senso che noi sappiamo a nord e a nord-est che lo Stato può essere matrigna, nel senso che può disinteressarsi totalmente di noi perché siamo lontano da Roma, o perché eravamo una volta sotto l'impero asburgico, e quindi così. Quindi noi non abbiamo molta fiducia e soprattutto non ci aspettiamo che ci risolva le cose il re o lo Stato. Se ne fare da soli. Ce lo facciamo addirittura a volte, come è emerso scherzosamente, Zaia ha sgridato certe popolazioni del Bellunese così perché hanno fatto troppo velocemente a rimettere a posto le cose, perché poi i tempi, ma è vero, i tempi purtroppo della burocrazia per i finanziamenti, per i risarcimenti dei danni ambientali e anche alle popolazioni, alle case, così se uno rimette tutto a posto, a quel punto lì c'è un problema nella fase di rendicontazione. No, è la burocrazia, è la burocrazia europea oppure ancora quella nostra interna che è incapace di agire con lungimiranza, applicando i principi e stando attenti che a volte nelle situazioni emergenziali si può addirittura disapplicare delle disposizioni e applicare i principi, o comunque i principi costituzionali, i principi giurisprudenziali connessi a diritti così importanti hanno una ricaduta anche sulla interpretazione delle disposizioni, e quindi questa burocrazia che si attacca sempre al regolamento, all'ultima regoluzza, così in realtà non guarda mai ai principi. Perché? Perché ha paura di firma, perché anche qui ci sono dei meccanismi interni e di responsabilità, perché per esempio qui i dirigenti che prendono tantissimi soldi, i dirigenti pubblici, in realtà poi sono chiamati a rispondere delle firme, in realtà cercano di rallentare un po' tutte le erogazioni di denaro e così via. E tra l'altro bisogna poi fare proprio questa differenza tra i dirigenti e invece i poveri funzionari. I funzionari prendono stipendi ordinari bassissimi e adesso anche spesso vengono coinvolti nella responsabilità della firma, poveretti, e invece i grandi dirigenti che prendono dei grandi stipendi, poveretti nel senso che dovrebbero potere, tanta responsabilità, poveretti da questo lato, però dovrebbero, proprio perché prendono tanti soldi e proprio perché anche hanno la possibilità come dirigenti di applicare i principi, dovrebbero risolvere un po' più le cose, e invece questo non accade perché anche qui a volte abbiamo sempre un'idea della pubblica amministrazione
come disfattista, gente che non lavora così, invece su questo versante c'è molto lavoro, si impegnano anche, però ecco, bisogna distribuire anche le responsabilità e richiamare un po' i dirigenti al loro dovere. Il loro dovere è quello di far andare avanti le cose. Quando si valuta un dirigente non bisogna fare anche attenzione proprio a questi aspetti qui, a quante cose ha mandato avanti, e un altro aspetto: per valutare un dirigente bisogna vedere se da quella direzione scappano via tutti i dipendenti, perché spesso capita così, ci sono dei dirigenti che si comportano male con i propri dipendenti e tutti scappano via. Quello è un elemento di valutazione del dirigente. Il dirigente deve tenere i propri dipendenti bene, farli lavorare bene, creare un ambiente buono e tutto deve funzionare meglio. Da questa sua poi divagazione, che non è una divagazione sulla pubblica amministrazione, invece si può capire benissimo come un problema come quello ambientale, il clima, vada a colpire tantissimi aspetti del nostro modo di vivere, e forse proprio per questo è così difficile apporre dei cambiamenti che sono ormai però necessari. Dovesse dare lei dei suggerimenti proprio da giurista, da persona anche molto esperta di questo settore, cosa direbbe a chi può agire? Come si può intervenire per cambiare? Diciamo, intanto bisogna intervenire molto sulle imprese, perché stabilendo delle regole produttive che eliminino le forme di inquinamento, tanto poi si è visto... Senza trovare scuse, tant'è vero che poi le imprese, le attività, i processi lavorativi che sono coerenti con l'ambiente sono una dei volani adesso anche dell'economia, perché sotto un certo profilo pensiamo all'accelerazione che ci sarà con questa spinta che sembra abbiamo imboccato per le auto elettriche. Questa è una spinta che crea un volano di economia notevole, anche se proprio su questo versante delle auto elettriche bisognerebbe valutare tutte le cose nel processo, soprattutto con una tempistica anche dilatata invece in questo caso. Perché la rottamazione di colpo di tutte le auto diesel, per esempio, e il gettarci subito nelle auto elettriche crea dei problemi per lo smaltimento di queste auto vecchie da cambiare, e per esempio anche tutta una tematica che ancora non abbiamo pienamente risolto dal punto di vista tecnologico, cioè quella dello smaltimento delle batterie elettriche che per esempio sono fortemente inquinanti, hanno dei liquidi inquinanti, sono dei rifiuti pericolosi. E quindi ecco, sempre sono argomenti sui quali bisogna sempre studiare, stare sul pezzo in uno studio che sia dal punto di vista scientifico-tecnico che poi anche dal punto di vista della normativa da introdurre per guidare le imprese a essere molto più produttive e responsabili. Teniamo presente che per esempio la Cina sta avendo uno sviluppo dopo i disastri più responsabile, in realtà per esempio ha abbastanza cambiato indirizzo e si sta seriamente mettendo in linea anche con le esigenze ambientali, questo anche in un modo per certi versi non del tutto aspettato, perché... Sì, si è dato anche dei termini, vuole essere totalmente ecosostenibile entro il 2020, mi sembra una cosa perché ha la capacità la Cina di fare dei programmi anche a più lungo termine, cosa che le nostre democrazie non hanno. Questo non vuol dire che dobbiamo copiare da quello, però è uno dei difetti, perché pensiamo troppo ai prossimi 6 mesi e non a creare delle cose per il lungo periodo. Professor Cevolin, grazie di essere venuto qui, grazie di averci parlato dell'ambiente da tanti punti di vista. L'appuntamento con noi per oggi è finito e grazie per averci seguito e alla prossima. Grazie a voi.